Partiamo dal problema della barbabietola per passare a quello della pesca, insomma abbiamo dei problemi sia sulla parte interna diciamo che sulla parte ittica. Appena rieletta presidente della CIA Venezia, Sen fa il punto su quelle che sono le problematiche principali che l'agricoltura sta affrontando. Prima fra tutte la crisi dello zucchero, varietà troppo deboli, contro i nocivi, trattamenti insufficienti, valore alla vendita troppo basso per coprire i costi di produzione. Una crisi che sta mettendo a dura prova tutta la filiera produttiva. Di questo passo lo storico stabilimento di Ponte Longo sarà destinato a chiudere. Il motivo è la Spodoptera exigua, un lepidottero particolarmente aggressivo che sta devastando le barbabietole da zucchero nel litorale veneto. Attualmente mancano fitofarmaci efficaci per contrastare l'insetto. A preoccupare anche il settore della pesca, messa in ginocchio da specie invasive, granchio blu e la cosiddetta noce di mare, che hanno di fatto azzerato la riproduzione delle vongole. Ma l'attenzione degli agricoltori va anche allo sviluppo del fotovoltaico. Uno dei più grossi problemi che ci preoccupa in questo periodo è appunto l'occupazione del suolo agricolo da parte di pannelli fotovoltaici appunto che andranno a erodere quello che è il tessuto fertile della nostra provincia e che appunto in nome di una transizione energetica rischia di mettere a serio repentaglio le nostre produzioni.